Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Se venerdì scorso abbiamo allargato lo sguardo e siamo usciti dal territorio della nostra diocesi, oggi entriamo tra le mura di un monastero e attraverso la testimonianza di Suor Maria Paola del monastero cistercense di San Giacomo di Veglia ascolteremo il contributo prezioso ma anche nascosto che la vita monastica porta all'armonia delle vocazioni della nostra Chiesa diocesana. Scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di quest'anno. San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il suo cuore era orientato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al suo vigile orecchio interiore bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale anche per le nostre chiamate. Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con mitezza. Non ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con delicatezza alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri pensieri e i nostri sentimenti. Ascoltiamo come la presenza delle monache e dei monaci nella Chiesa, in particolare le monache del nostro monastero, siano un cuore orientato a Dio e con la delicatezza della loro interiorità ascoltino ciò che Dio dice ancora oggi alla nostra umanità, alla nostra Chiesa. Un caro saluto a tutti, sono Suor Maria Paola del Zotto del monastero dei Santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia. Sono nata a Conegliano e fino a 25 anni la mia parrocchia era il Duomo, poi mi sono trasferita in quella dei Santi Martino e Rosa. Faccio sempre tanta fatica a rispondere quando mi chiedono notizie sulla mia chiamata, perché è stato come un fulmine a ciel sereno. Dal 1990 al 2000 frequentavo il cammino neocatecumenale nella mia parrocchia di San Martino ed è stato proprio al termine di quell'anno santo del 2000 che il Signore mi ha completamente sedotta e non ho potuto dire di no. Quindi una chiamata dell'ultima ora, come sono solita dire, perché avevo ormai 51 anni e oltretutto con le carte della pensione già in mano. In comunità sono priora e anche maestra delle novizie e come tale a volte vorrei suonare la tromba quando è il momento di lasciare tutto per la preghiera. Come dice San Benedetto al capitolo 43 della regola, appena udito il segno si lasci tutto quello che si ha tra le mani e si corra con la massima sollecitudine ma con gravità. Ma però forse di questo non c'è bisogno di suonare la tromba perché c'è già la campana che suona. Io ho sempre amato tanto la musica, anche da giovane in casa si ascoltava molto la musica classica e soprattutto quella operistica. Io ho cantato per 40 anni nel coro del Duomo e lì si spaziava in molti generi musicali e tante sono le musiche e i cantanti che amo. Ho sempre avuto una particolare predilezione per la voce di Mina. Ma se passiamo al classico e operistico, dico Beethoven, Verdi, ed ecco che tra i brani che amo, avendoli cantati anch'io, direi La Vergine degli Angeli, Dalla forza del destino di Verdi, o in Regina Coeli inneggiamo il Signore risorto dalla cavalleria rusticana di Mascagni. Se pensiamo al significato della parola monaco, monaca, solo, sola, solitario, ecco, questo 2 a 2 forse non so se ci sta,
ma non è proprio così, perché non sono eremita, sono cenobita, vivo in una comunità con delle sorelle, con la madre abbadessa, e devo dire che la comunità per me è sempre stata un grande dono, un aiuto, un sostegno, un aiuto reciproco, e nel momento stesso in cui mi è venuto a mancare questo incontro con le sorelle, questo stare assieme, e a causa di una malattia che mi ha tenuta un po' lontana per alcuni periodi, e ho sentito veramente forte la sua mancanza.